siamo qui ad Olbia in occasione di che cosa? Della quarta festa del cuoco, quarta edizione. E qui ci sono dei piatti straordinari preparati da voi due? Sì, e già di cuisine e Aldo Cavao. Per la vetrina del tonno nella Asdomar, Asdomar, ex Palmera. Sono dei piatti che avete già sperimentato nei vostri ristoranti Sì, oppure sì, ci sono anche delle novità? Facciamo attualmente, solo ci sono delle novità, ci sono anche delle novità. Vengono inserite gradualmente. E voi in quale ristorante lavorate? Qual è il vostro? Io lavoro al Gran Hotel Smeraldo di Baia Sardinia e Aldo. Io lavoro al ristorante Acqua Portocero Marina. Allora, un piatto ce lo volete descrivere? Almeno uno per... Ravioli all'elo di seppia e ragù di calamari farciti al tonno. Sono sfogliati con l'elo di seppia e lo zafferano, bianchi e neri, per fare il contrasto. Andrebbero serviti con una salsetta di pomodorini freschi, solo che per l'esposizione non abbiamo potuto. L'arte della cucina la si impara oppure è una dote innata? Diciamo un po' tutti e due. Poi ognuno Manifesta come vuole. manifesta come vuole. I segreti, i vostri maestri chi sono stati? Io ho avuto tanti maestri di cui non voglio fare i nomi, però da molti ho preso un po' di tutto. Poi spetta agli altri giudicare se siamo diventati bravi. L'invenzione invece è una cosa casuale oppure Quella è una cosa che viene man intenzionale? mano che si apprende che lavora e le intenzioni a volte ti vengono spontanee, dipende dalle situazioni che uno si trova. Ok, intervisti un po' Aldo. Invece tu sei l'assistente oppure No, sei no, cuoco? due colleghi. Ah, due colleghi. Tu sei giovane anche? E un pochino, qualche anno in meno io. Ah. E tu, i tuoi maestri chi sono stati? Ce li puoi dire? No? Sono stati tantissimi maestri che, come stava dicendo Gianni, l'importante è cogliere le cose più positive. Il piatto che ti viene meglio qual è? Il piatto che ci viene meglio, ma diciamo che il tonno è anche abbastanza facile da cucinare, quindi come possiamo vedere ci sono delle, per esempio, prendiamo questa, Sì. questa qui è una tagliata, è un tornello di tonno. Questo qua? Sì, con un gazpacho in gelatina, vedete che si muove anche. Poi ce ne sono altri della signora. Poi per esempio c'è questo qua, che sarebbe un cannellone fritto di tonno, con la pasta nero di seppia dentro. E questi sono tutti a base di tonno? Tutti a base di tonno, sì. Ripeto, c'è la Asomar che Siete sponsorizzati? stiamo sponsorizzando noi la Asomar. Ah, Poi per esempio c'è questo qua che è molto particolare, c'è un calamaro ripieno di tonno, poi è stato cotto al vapore, poi l'abbiamo tagliato e messo nel piatto. Poi c'è questo qua, per esempio, semplicemente abbiamo chiamato medaglione di tonno crudo cotto, perché è stato cotto solo da una parte, quindi possiamo sentire il tonno crudo e il tonno cotto. allora, Poi questa è una semplicissima tonno insalata, tonno e fagioli. Questo è il tonno sott'olio però, sempre della Asomar. allora, l'ultima domanda e così mi congedo e ti congedi dai nostri spettatori. Una ricetta velocissima, siccome siamo nell'epoca della fretta. Una ricetta velocissima sarebbe gli spaghetti con un ragù di tonno, un po' di peperoncino e qualche pomodorino, leggermente saltati, non cotture prolungate perché andiamo a rovinare quello che il tonno è fresco e buono. Allora, una ricetta consigliata da? Aldo Cavao. Grazie.